La realizzazione di quest'opera fu direttamente ispirata da una vicenda realmente accaduta a Munch. Egli stesso raccontò nel suo diario l'episodio che scatenò la visione che si sarebbe poi concretizzata nel dipinto diventato un'icona dell'arte. Una sera, mentre camminava lungo un viottolo in collina sopra la città di Oslo insieme a due amici, osservò il sole calante, fiammeggiante sotto l'orizzonte. Come una spada infuocata tagliava la volta celeste. Il cielo si era trasformato in strisce di fuoco mentre i suoi amici assumevano un pallore luminescente. Munch avvertì un grande urlo, con i colori della natura che andavano in pezzi, sentì l'urlo della natura. Tornato a casa provò immediatamente a mettere su cartone le sue emozioni, ma i tentativi che fece non gli restituivano pienamente le sensazioni provate sul sentiero. Uno schizzo in bianco e nero ci fa intuire che l'artista stava rielaborando concretamente la visione angosciante dell'urlo, che lo portò all'esecuzione di altri 3 tentativi fino alla materializzazione dell'opera completa. Prima dell'urlo, nei quadri di Munch la pennellata era ragionata, con una stesura del colore concreta e precisa, e i colori rispettavano le gradazioni presenti nella realtà. Nell'urlo, la tecnica pittorica si piega alle esigenze emozionali che esigevano uno stravolgimento dello stile pittorico, portando la mano dell'artista a tracciare lunghe pennellate, serpeggianti e contorte, con colori dalle tinte esageratamente aggressive. I contrasti cromatici spingono l'osservatore a concentrarsi sull'uomo che urla, sul particolare della bocca spalancata in uno spasmo da cui si può udire un urlo lancinante che riecheggia nel fiordo. Il suo volto non è riconoscibile, è quasi un fantasma che si contorce. Anche la prospettiva accentuata dal parapetto ci porta verso l'uomo. Poco più in là, 2 figure, forse gli amici dell'artista, non si curano di quanto sta accadendo e non sentono il grido. Forse rappresentano una metafora sull'indifferenza umana nei confronti del prossimo. E volutamente Munch li colloca in un angolo, presenti ma distanti, lontani dall'invocazione di aiuto lanciato qualche metro più in là. Le opere di Munch hanno senza dubbio ispirato gli artisti che avrebbero creato il movimento degli espressionisti. L'urlo è oggi custodito alla Galleria Nazionale a Oslo.